Abbiamo detto che nel primo provvedimento utile avremmo messo mano alle norme, così abbiamo promesso, così abbiamo fatto. L'appuntamento è per lunedì prossimo in Parlamento. Il voto definitivo del cosiddetto decreto agosto sancirà anche la fine della discussa vicenda del deposito GPL di Chioggia. Il deputato veneziano Andrea Ferrazzi rassicura: le cose andranno esattamente come annunciato quest'estate. Non ci sarà nessuna modifica rispetto a quanto già scritto nel decreto agosto che blocca l'avvio del deposito in oggetto. Semplicemente si dovrà fare correttamente una giusta valutazione dell'indennizzo all'azienda per i lavori che ha fatto e per gli investimenti che avrebbe dovuto fare. Il deposito GPL a Chioggia è stato soggetto a un sacco di polemiche, di dibattiti e naturalmente di grande protesta da parte dei cittadini giustamente preoccupati. Il fatto che 2 senatori siano risultati positivi al test del coronavirus non inciderà minimamente sui lavori di Palazzo Madama, che proseguiranno regolarmente secondo l'agenda che era stata programmata. Naturalmente le persone che sono state a contatto nel corso delle scorse settimane, i 2 senatori che sono risultati poi positivi, stanno seguendo tutto l'iter previsto, quindi il tampone, il controllo eccetera, nulla di problematico. È stato semplicemente sospesa l'attività per ieri pomeriggio per le commissioni. Questa mattina la conferenza dei capigruppo ha dato di nuovo l'avvio ai lavori, quindi una sospensione di fatto di 6 ore di ieri, e ora tutto normalmente per votare lunedì in aula il decreto agosto che tutti gli italiani aspettano per i 30 miliardi che mettiamo a disposizione del Paese. D'altro canto il Senato non è mai stato chiuso nemmeno un giorno in pieno lockdown, dobbiamo continuare a lavorare per il bene del Paese.